benvenuti da 7 in punto. Conosciamo un altro dei candidati alla presidenza della Regione Veneto, un'altra, le donne quindi sono due, non c'è solo Alessandra Moretti, Flavio Tosi, Luca Zaia, Jacopo Berti, Alessio Morosini, ma c'è anche Laura Di Lucia Coletti, buongiorno e benvenuta. L'altro Veneto, ora possiamo. Sì. Qualcuno potrebbe dire, ma questo candidato, questa candidata, da dove spunta? Ci racconta che cos'è l'altro Veneto, ora possiamo? Certo. Allora, in realtà è un esperimento politico molto affascinante perché mette insieme e unisce, per la prima volta a sinistra si parla di unione e non di divisioni, unisce esperienze, anche tradizioni, anche diverse, anche culture diverse. La cultura dell'ambientalismo, quindi delle associazioni ambientaliste e dei movimenti, e la cultura più tradizionale di sinistra che si riconosce nei partiti di sinistra come Rifondazione e i comunisti italiani. Quindi è una lista, si può dire un partito, una lista comunque che si colloca a sinistra. Si colloca a sinistra, anzi direi che in questo panorama, diciamo, politico nella vera sinistra? È l'unica. Significa l'unica a sinistra, perché è l'unica, infatti l'abbiamo chiamato proprio l'altro Veneto, perché all'interno ci sta anche l'esperienza dei comitati dell'Altra Europa con Tsipras. Io ho coordinato dal 2014 il comitato provinciale veneziano dell'Altra Europa con Tsipras, quindi ci stanno dentro molte esperienze che si sono ritrovate proprio nella necessità di formulare e operativamente, praticamente, fornire ai cittadini, a quella marea di cittadini che non hanno più rappresentanza, una proposta alternativa e anche dire che si può fare, infatti quel possiamo significa proprio questo e che si deve fare ora. Prima di entrare nel merito del vostro programma e dei vostri obiettivi, visto che in qualche modo lei rivendica, no, la paternità della vera sinistra, di quel che resta, della la paternità no, ma insomma in questo momento di riconoscermi, ecco, che cosa non c'è più di sinistra nel centrosinistra? È un centrosinistra anacquato, è un centrosinistra troppo centro o non è neanche più sinistra? Così una valutazione di quello che per tutti noi oggi è il centrosinistra. Quello che viene etichettato con centrosinistra lo si vede nelle politiche. Io sono abituata a basarmi molto a verificare, no? Le politiche agite e metodi anche, e prassi messi in atto. Questo centrosinistra, questo governo in particolare, questo PD in particolare, sta mettendo in campo una serie di politiche che interpretano il neoliberismo come unica dottrina, unica soluzione. Questo è un filone scelto in parte dalle socialdemocrazie europee che hanno adottato il neoliberismo e vediamo in questi anni come dal 2008 in poi, rispetto ad una crisi che è una crisi sistemica, una crisi complessa, le soluzioni infatti messe in campo sono soluzioni che sistematicamente sono fallimentari. In particolare, pensando a questo PD, a questo governo, ci sono alcune politiche che entrano in conflitto decisivo con quell'aspirazione a tutelare le fasce più deboli, che è l'aspirazione della sinistra, e con quell'aspirazione a quell'equità sociale. Ma non si è fatto, lei appunto rivendica questa equità sociale, ma non si è fatto negli anni e nel tempo troppo assistenzialismo e adesso è necessario in qualche modo riorganizzare le cose? Non ha questa sensazione che fosse necessario rimettersi a ridisegnare un po' l'apparato, vuoi perché non ci sono più soldi, vuoi perché è mancata anche un po' di giustizia sociale, no? Per certi versi, perché oggi oserei dire che magari per molti versi la fascia debole è diventata la fascia intermedia. Infatti c'è stato un acuirsi
delle disuguaglianze sociali. Negli ultimi 20 anni e negli ultimi anni di crisi non è vero che sono mancati soldi e non è vero che la crisi c'è stata per tutti, perché per una minoranza si è arricchita, bisogna avere coraggio di dire questo, i dati ce lo confermano. Mentre c'è stato uno scivolamento, che è quello che diceva lei, uno scivolamento del cosiddetto ceto medio verso un impoverimento sempre più largo. I dati ci confermano che l'impoverimento intacca anche la nostra regione, molte famiglie. Allora, noi siamo di fronte a delle politiche messe in campo che non correggono il tiro. Quando io parlo di equità sociale non è assistenzialismo, non stiamo parlando di questo. L'assistenzialismo non fa mai bene, non è positivo, non è costruttivo. Stiamo parlando di politiche però che hanno acuito in profondità le diseguaglianze. Pensiamo per esempio a politiche, restiamo proprio sulla notizia del giorno, no? Politiche che riguardano la scuola, politiche che riguardano per esempio il lavoro. La precarizzazione progressiva del lavoro è un metodo che non ha né favorito il lavoro, perché la disoccupazione sta aumentando, i dati dell'Istat di pochi giorni fa danno un 13% e un 43% per la disoccupazione giovanile, sono dati alti, nella nostra regione va un po' meglio, però se noi guardiamo da Rovigo a Verona, in realtà anche nel Veneto viaggiamo su una media dell'8%, si va dal 5 al 10 circa. Quindi è aumentata anche in questa regione, pur ricca, è aumentata la disoccupazione, aumenta la disoccupazione giovanile, entrano in crisi le piccole imprese, abbiamo favorito la delocalizzazione, cioè abbiamo messo in campo delle politiche economiche molto contraddittorie e che non hanno favorito il lavoro. Il Jobs Act è... Ecco, infatti lei ha messo in campo delle politiche, però queste politiche, che non sono tutte afferibili ovviamente al governo Renzi, no, sono di lunga durata, di lunga durata, però sono in un'unica tendenza. Soluzioni che mi pare di capire propone il Partito Democratico, insomma, che prima con Letta ed ora con Renzi in qualche modo guida la maggioranza di governo, secondo lei non sono stati dei correttivi, anzi hanno continuato in un solco già tracciato? Sì, c'è una linea di continuità, ahimè, ed è per questo e anche incoerente con quello che dovrebbe essere un po' l'ispirazione di fondo. Esatto. Quindi c'è una linea di continuità in queste politiche, e anche se guardiamo nelle politiche della scuola, oggi c'è stato uno sciopero molto importante della scuola e per la prima volta uno sciopero generale che ha visto insieme buona parte delle sigle sindacali. Per quanto riguarda la scuola, quali sono i punti nevralgici di contestazione di questa riforma proposta? Ci sono alcuni punti chiari. L'attacco è alla dimensione democratica della scuola. L'attacco è un attacco profondo, non è una riforma di poco conto quella messa in campo dal DDL Renzi. Si va ad intaccare la struttura di democrazia nella scuola. Penso all'inizio del DDL, al primo articolo, e penso poi leggendolo, non si trova voce sulla libertà di insegnamento, non si trova voce sul pluralismo, cioè su quei contenuti che stanno nella nostra Costituzione. Perché sono così importanti? Sono quegli elementi che hanno favorito la creatività, l'invenzione, la cultura. La scuola è il luogo di produzione culturale, innanzitutto. È il luogo dove si forma, è il luogo, sarà perché io amo moltissimo il mio lavoro, amo la scuola. Lei è un'insegnante sì, di scuola superiore. E ne sono innamorata, ma ne sono innamorata come tanti miei colleghi. Serve una passione autentica e il lavoro che si fa a scuola purtroppo buona parte dei governi non lo capiscono, e non lo capiscono, lo si vede nelle riforme che fanno e nelle proposte, non capiscono che quel lavoro preziosissimo richiede proprio quello spazio dato a dei giovani, a delle persone che sono in formazione, uno spazio di ricerca, di ascolto, di lavoro insieme. Attualmente ci sono e la riforma li elimina, oppure sono anni che non ci sono? Si sono andati decomponendo, diciamo in qualche modo, comprimendo, sono stati compressi, come un po' in tutta la società italiana. Il ruolo dell'assemblea, per esempio, no? Quindi la democrazia si impara da piccoli.
ad agire la democrazia e a crescere cittadini, no? A crescere nella dimensione di cittadinanza e di partecipazione, la dimensione appunto dell'assemblea nella scuola, l'organizzazione dell'assemblea, la costruzione collegiale dell'attività didattica per esempio, che è una dimensione fondamentale. Quando si fa cultura, che cosa prevede? La riforma distrugge esattamente questo, perché decide un unico insegnante? Decide il preside, deciderà il preside innanzitutto, a cui vengono conferiti poteri notevoli di decisione anche sul piano didattico, di decisione su chi saranno gli insegnanti, che faranno che cosa e faranno come. Perché questo è un problema? Il preside deciderà, di fatto, deciderà non in base alla graduatoria. Quindi come se fosse una scuola privata? Uno manda un curriculum e... Esattamente, cioè il criterio, cioè che cosa succederà? Viene inserito all'interno un criterio aziendalistico. Allora, perché questo stride con la scuola? Stride perché per attivare il processo formativo, studi ce lo insegnano, ma la prassi anche ce lo insegna, c'è bisogno della dimensione collegiale di costruzione e non della dimensione di competizione aziendale che distrugge la collegialità. Se io domani, per poter avere un incarico del preside o per poter avere un aumento stipendiale semplicemente, o per poter continuare a occupare la mia cattedra, o per poter occupare il Ministero della Pubblica Istruzione? No, nell'autonomia, o per poter occupare la mia cattedra e non essere spostata da qualche altra parte in altra mansione. Dovrò quindi, diciamo, praticare, no, alcune attività, non le metterò più in comune al mio collega, con il mio collega con cui adesso lavoro, scambio, perché è di questo che cresce la scuola, dello scambio, della costruzione collegiale, del lavoro insieme. Perché se entro in competizione con il mio collega me lo terrò per me. Però è vero anche che io appunto non conosco l'ambiente della scuola, ma spesso ci sono anche molti insegnanti che insomma, sono stati sul banco degli imputati perché la scuola carente, magari esiste anche come in tutti i lavori. Le criticità ci sono ovunque, ovviamente. Quindi probabilmente questa riforma serve anche per aggiustare il tiro come si matura, o è solo una questione di risparmiare sulla pubblica istruzione? Intanto nella riforma, o meglio nel progetto, se andiamo a leggere il documento La Buona Scuola, da cui discende il DDL, è scritto chiaramente a pagina 124 che non ci saranno risorse per la scuola, quindi è scritto, non lo dico io, non è un'interpretazione, basta andare a vedere a pagina 124. Questo vuol dire cancellare tutte le attività collaterali che sono sorte negli anni? C'è questo, ma in realtà siamo a ben altro. Già adesso siamo in una situazione, i tagli successivi che sono venuti nella scuola hanno fatto sì che le scuole, penso alle scuole superiori, vivono e sopravvivono con una ricchezza di offerta formativa grazie alle famiglie, cioè al contributo volontario delle famiglie, noi lo dobbiamo dire questo, quindi siamo già in una fase, ahimè, critica, nel senso che già la scuola statale ha dovuto, come dire, chiedere alle famiglie un contributo falsamente volontario a questo punto, perché se si basa su questo contributo per poter fare offerta formativa non è più volontario, il che vuol dire che ricade ancora una volta sul cittadino quello che dovrebbe essere invece un onere dello Stato. E si potrebbe invece garantire questa offerta formativa pur nell'ambito di tagli alla spesa pubblica, garantendo però la qualità didattica, cambiando i programmi? È arrivato il momento in cui magari per esempio, non so, ecco appunto, se i programmi sono quelli di un tempo, se invece si sono aggiornati. Lei tocca un tema che per esempio in questo DDL, in questa riforma, non ci si preoccupa assolutamente di quello che dovrebbe essere il cuore, no, di una riforma della scuola. Lo decide l'insegnante, lo decide il preside? No, il DDL si occupa esclusivamente della gestione, dell'amministrazione. E quindi dal punto di vista, ancora una volta, viene introdotto, per quello io mi riferivo a questo centro-sinistra, ormai ha perduto la sua dimensione, perché viene introdotto all'interno, no, di una riforma della scuola esclusivamente un criterio ragionieristico, di contability, quindi di risparmio, e quindi si chiede l'introduzione l'investimento dei privati all'interno della scuola. Ci sarà da ridere, vogliamo vedere quali saranno i privati che investiranno all'interno della scuola senza volere qualcosa,
che entreranno in un consiglio di amministrazione, anche il linguaggio, io sono abituata, il linguaggio ha la sua importanza. Sì, no, assolutamente, ma questo adesso lei cita i privati, improvvisamente si è accesa una lampadina, no? Il problema della scuola italiana e anche dell'università, questo divario tra come quello che si studia, quello che si impara, e poi quando esci dalla scuola non hai un accesso immediato al mondo del lavoro, quindi magari il privato in qualche modo partecipa alla formazione di soggetti che in qualche modo poi si impegna a collocare nel mondo, insomma, che non ci sia un'improvvisa corsa, poi ti trovi un muro, invece dici vabbè, corro su questo perimetro, poi c'è una strada e da qualche parte arrivo. Qui bisogna capirsi però, no? Che cosa vogliamo dalla scuola, ci si deve interrogare. E bisogna anche fare chiarezza su tutta questa criticità sulla scuola italiana, perché dobbiamo ricordare che in particolar modo dalla scuola elementare e la scuola superiore hanno dei livelli e degli standard nonostante tutto quello che è stato fatto, diciamo. Continuano ad avere degli standard che sono dei buoni standard. I nostri studenti non solo sono preparati a livello europeo, perché l'OCSE lo riconosce nei test, ma sono studenti che poi vanno all'università e poi se ne vanno in giro per il mondo perché sono richiesti. Vuol dire che il nostro sistema, nonostante i tagli, nonostante, diciamo, riforme anche strampalate come le ultime riforme che hanno, faccio un esempio, l'ultimissima riforma che ha riformato i licei eccetera, ha tagliato la storia, ha tagliato la geografia, ha tagliato alcune materie in particolare. Ha tagliato per esempio al biennio, abbiamo una strana materia che è la stogeo, cioè ha compresso, la stogeo la chiamiamo noi, perché ha compresso le ore di storia e geografia per esempio, ma ha compresso ore di latino, ha tagliato ore di letteratura, quindi ci sono stati già dei tagli, no? Che senza un disegno però, senza un'idea, un disegno, dal punto di vista culturale, è questo che manca. Ed è questo di cui ancora non si parla, in cui invece potremmo metterci insieme, ma tutti gli attori insieme, e parlare di quello che ci serve dal punto di vista di un progetto culturale. Scuola, no? Visto che si candida alla presidenza della Regione Veneto, non so quanto la Regione, per quanto riguarda la formazione e la didattica, possa fare, magari ha delle competenze, ha delle competenze per la formazione professionale, non nell'impianto, però ecco, come potrebbe essere la buona scuola vista da lei, visto che è un insegnante, poi entriamo nel merito di cosa fare per tutte le problematiche del Veneto. Beh, intanto per esperienza io credo che la scuola oggi, forse anche più di ieri, abbia un ruolo molto importante. Il mio sogno di scuola è una scuola aperta tutto il giorno. Ne parla anche Renzi, questo di scuole aperte, però poi taglia le risorse, però poi non parla degli ATA, del personale. Per tenere scuole aperte bisogna che ci siano tutti gli attori in campo, la scuola è fatta di tutti gli attori. Quindi una specie di campus universitario in cui anche le superiori tu entri, studi, puoi incontrare l'insegnante. Ma il che vuol dire anche investire nelle strutture, nell'architettura, bisogna rendere le scuole accoglienti, perché è uno spazio dove gli studenti vivono per un tot di ore ogni giorno e passano tantissimo tempo. Però potrebbe essere anche una soluzione per dei genitori che sanno almeno che i figli, visto che bisogna lavorare sempre di più in due perché non è più pensabile che non si possa sopravvivere e ringraziare di avere un posto di lavoro, potrebbe essere anche dove anche i genitori potrebbero fare del volontariato. Questo dipende naturalmente dai livelli di scuola, si può pensare in una scuola primaria, questo può avere maggior ruolo, in una scuola secondaria lo vedrei meno, naturalmente perché nel momento in cui l'individuo cresce ha bisogno di una maggiore anche autonomia, no? Nella scuola. Però bisogna parlarsi chiaro, cioè ci sono dei settori dello Stato dove bisogna avere il coraggio di investire. In questi anni di crisi altri paesi europei hanno investito nella scuola, perché se si può cambiare è lì, se si può trovare le soluzioni di no, cioè è lì che noi dobbiamo investire. Allora se tu mi dici scuola aperta significa che devo avere un personale che deve essere a disposizione. Guardi, moltissimi insegnanti sarebbero disponibili a stare, ma naturalmente tu devi consentire loro di poter restare a scuola,
di poter avere uno spazio dove lavorare per dedicare il loro tempo agli studenti, a recuperare per esempio, no? Oggi non si riesce nemmeno più a fare, no? Quel recupero che viene compresso in orario curricolare per i tagli di risorse, cioè siamo sempre lì, si è operato in tutti questi anni esclusivamente con un'ottica di risparmio e di contability e non un'ottica di investimento. E qui pagheremo un prezzo. 3 mesi di scuola chiusa? Tanto non sono 3 mesi in realtà, cioè non sono propriamente 3 mesi perché d'estate ci sono appunto le attività di recupero, gli esami si fanno a fine agosto, quindi in realtà non sono la leggenda, diciamo. 1 mese e mezzo, 2? 1 mese e mezzo, lo riduciamo a 1 mese e mezzo autentico, poi ci sono gli stage e quindi l'alternanza scuola-lavoro d'estate per molti studenti, quindi in realtà non è proprio così come viene raccontato. La scuola potrebbe rimanere invece aperta, visto che lei parla di progetto di scuola aperta, anche in continuazione con modalità diverse ovviamente. Bisogna pensare a una riorganizzazione seria però, certo, di quello che si fa e di quello che serve, no? E anche degli spazi, bisogna anche pensare a degli spazi però anche di libertà per questi studenti. Adesso questa esigenza di volerli tenere a scuola 365 su 300 mi pare eccessiva, francamente. È limitato. Io mi sono dimenticata che devo dare spazio alla pubblicità, adesso la regia mi tirerà le orecchie e torniamo tra un paio di minuti, grazie. Siamo tornati in studio, con noi Laura Di Lucia Coletti, l'altro veneto ora possiamo, candidato alla presidenza della Regione Veneto. Lei è un insegnante, quindi si parlava della scuola, una scuola che si può innovare come la sua proposta di buona scuola. Lei mi diceva, ovviamente io non frequento la scuola da tempo, quindi non so quali siano le dinamiche, sono rimasta perplessa che esiste questa materia che è stogeo, cioè la fusione tra la storia e la geografia. Visto che lei insegna italiano in un liceo classico scientifico, c'è anche questa diatriba molto in voga, favorire i licei o sviluppare le scuole professionali, visto che magari si va verso una società dove serve più il mestiere, no, che la formazione culturale. Certo. Qual è la sua posizione? Tanto piccola precisazione, l'abbiamo chiamata stogeo perché sono stati compressi gli orari, naturalmente. Allora, rispetto a quello che può servire nella nostra contemporaneità, purtroppo si pensa che la cultura umanistica, no, sia una cultura che non serva, no? Allora sentiamo come il latino, il greco, no? Lo studio della lingua latina, le riforme hanno tagliato, no? Qualcuno potrebbe dire, ovvio, lei è un insegnante di materie umanistiche e quindi chiaramente è innamorata delle sue materie, ma io voglio fare un discorso invece più legato alla dimensione del nostro paese. Il nostro paese ha un patrimonio artistico che è una cosa unica nel mondo e purtroppo noi vediamo sistematicamente come non siamo capaci di far diventare questo patrimonio anche un traino dal punto di vista economico. Però abbiamo una ricchezza. Qualcosa si muove, io faccio da molti anni questo lavoro e ricordo 15 anni fa mi sentivo ripetere anche da una certa alta politica: con la cultura non si mangia. Oggi invece sempre un'alta politica diversa, è un buon auspicio. Iniziano a rendersi conto che magari la cultura abbinata al turismo, abbinata all'enogastronomia, possono diventare un volano economico. Allora, come facciamo a far diventare questo operativo se noi togliamo la possibilità di conoscere e di approfondire? Cioè noi dobbiamo dare strumenti per... Se io non conosco, non riesco a valorizzare e non posso nemmeno diventare un attore, penso ai miei studenti, no? Potrebbero essere domani, no, degli attori favolosi in grado di reinterpretare il loro paese, di inventare forme
di valorizzazione e di potenziamento, di tradurre in economia, in grandi opportunità di lavoro, quelle che sono le ricchezze, penso alla mia regione, penso al nostro paese. Per dirla ma bisogna chiara, sapere se prima. io non so la storia romana non posso spiegare cos'è il Colosseo. Mi pare evidente, se il io non Colosseo conosco. può diventare, adesso io cito il Colosseo, ma poi potremmo anche parlare tranquillamente di Venezia, la storia bizantina, l'Oriente, se certo. non faccio riferimento. Se non conosco Quarto d'Altino, la sua storia, non posso far diventare Quarto d'Altino, no? una sito ricchezza, un sito archeologico diventa... vero, in rete con tutto il territorio, cioè conoscere è fondamentale. Ed è per questo che io trovo miope e contraddittoria la politica che si è fatta nella scuola negli ultimi anni, che comprime alcune materie rincorrendo delle logiche, no? Anche degli slogan, senza però un disegno culturale vero e proprio e senza ridare. Ecco, qui sì, no? Quella capacità di protagonismo da parte degli insegnanti, che invece è un grande patrimonio, senza dare lo spazio a loro di progettare in tal senso. Questo è stato compresso e verrà ancora più compresso con questa riforma. Cioè non è libero l'insegnante di stilare un proprio programma di lavoro? Finora c'è ancora questo margine, no? Ma in quest'ottica dove stiamo andando in realtà è proprio questo margine che viene compresso. Però a perché viene introdotta quest'ottica appunto prettamente aziendalistica. Che è un'ottica che poi potrebbe trasformare la scuola secondaria in una specie di università, dove l'insegnante tiene la lezione e poi dà gli appunti agli studenti e ci rivediamo all'esame. Ma c'è non è questo così. Rischio? No, sì, non è così. Anche perché non è un'età adeguata. Ci sono processi, ci sono età. All'università sì, ma prima bisogna fare tutto un percorso. Non ci si rende conto che ci sono delle tappe, no, cognitive, ci sono anche dei processi educativi delicatissimi da costruire e da curare. Ma i ragazzi cosa chiedono? Perché poi si parla sempre chiedono esattamente questo, di chi decide dall'alto, ma i ragazzi che cosa... Cioè, i ragazzi, lei che insegna appunto queste materie, chiamiamole così per qualcuno obsolete, dicono professoressa, il latino cosa ci serve? Oppure attraverso lo studio del latino, dell'italiano, della storia, si appassionano alla conoscenza dell'oggi? In molti casi il primo approccio è questo, ma è evidente perché sono bombardati da un messaggio in tal senso, quindi è evidente, no? Però poi cammin facendo, il mestiere insomma dell'insegnante è anche questo, deve insegnare ad amare la cultura, al piacere dello studio. Lo studio è sempre fatica, ma c'è un piacere dello studio. E quindi man mano io ho scoperto e ho avuto riscontri anche bellissimi della scoperta anche da parte di chi magari poi abbraccia altre carriere, altri indirizzi, no? Però la scoperta di quanto invece serva anche metodologicamente, anche dal punto di vista formativo, questo tipo di studi, l'equilibrio degli studi, no? L'equilibrio dell'ambito scientifico e dell'ambito umanistico, che è poi la palestra, no? Di studi di una scuola superiore, parliamo di licei, ma poi c'è anche l'istruzione tecnica, c'è anche l'istruzione professionale che fa parte del nostro impianto. Anche lì, per esempio, no? Si è lavorato nelle ultime riforme tagliando proprio la dimensione laboratoriale, e la dimensione laboratoriale è quella, penso all'istruzione tecnica, che è più importante in quegli indirizzi di studi. Quindi c'è stata un'ottica davvero bizzarra, no? Negli ultimi anni, che in qualche modo ha depauperato il grande lavoro che c'è stato negli anni precedenti. Ma con le risorse ridotte è una questione... Allora, parliamo di risorse perché è interessante. Con le risorse ridotte è assurdo ridurre le risorse nella scuola e magari si potrebbe tagliare da un'altra parte, oppure con le risorse ridotte, lasciando un margine di autonomia, di concertazione corale, si può salvare una buona scuola? Allora, intanto scegliere dove mettere le risorse è una scelta politica. Quindi c'è margine. In capo. Mi pare di capire che se si fanno delle scelte si devono fare delle scelte, si può salvare delle scelte e leggendo le scelte, quindi i cittadini devono stare attenti a questo. Leggendo le scelte uno capisce l'indirizzo politico, perché lì ci sta la politica. Allora, quello che ci è stato raccontato in tutti questi anni è che i soldi non ci sono. Attenzione, bisognerebbe riflettere bene perché i soldi non ci sono.
che cos'è questo debito pubblico, no? Bisognerebbe andare a fondo di questa, diciamo, da dove discendono le diverse politiche di tagli che imperversano negli ultimi anni, perché noi abbiamo un debito pubblico, qual è? Perché paghiamo degli interessi. E quindi bisogna cercare, no, di andare a monte da dove si originano le necessità di andare a tagliare, guarda caso, sempre in alcuni settori, sempre e sistematicamente in alcuni settori. Quindi si taglia sulla sanità, si taglia sulla scuola, si taglia sul welfare, si taglia esattamente su quelle, diciamo, politiche che tendono, torno a quello da cui eravamo partiti, che tendono a costruire quell'uguaglianza di partenza, no? Quell'equità, anzi più che uguaglianza, quell'equità sociale. Non voglio sembrarle un rappresentante di governo, ma devo tagliarla perché andiamo in pubblicità, torniamo tra un paio di minuti, grazie. Siamo tornati in studio con noi Laura Di Lucia Coletti, L'Altro Veneto Ora Possiamo, candidato alla presidenza della Regione Veneto. Abbiamo lungamente parlato della scuola perché la sua professione è quella di insegnante, lei si candida alla presidenza della Regione Veneto, allora i punti focali. Certo. Si diceva che purtroppo la disoccupazione c'è anche in Veneto, 200.000 disoccupati, 40.000 sono immigrati, quali politiche hai in mente per così, insomma, sanare un po' la situazione? Allora, intanto noi pensiamo che anche nella nostra regione bisogna ricordare, parto da uno dei punti fondanti del nostro programma, bisogna ricordare cosa è successo il 4 giugno del 2014, un vero e proprio terremoto, in realtà per molti quei fatti erano già, se non noti al dettaglio, diciamo, ma già conosciuti. Abbiamo capito che la nostra regione, il nostro territorio, come altri, è colpito da un sistema di corruzione molto, diciamo, pervasivo e molto sofisticato, peraltro, con meccanismi molto sofisticati, altro che mani pulite. Qui il sistema è davvero più addentro e profondo. Perché parto da lì? Perché parlare di corruzione significa parlare anche di risorse, parlare di economia. Io lo dico spesso, c'è una questione morale ed è importantissima, ma non è solo una questione morale, è una questione di economia ed è una questione di sicurezza. Queste grandi opere e quella decretazione emergenziale, no? Cioè il sistema che ha generato la corruzione, lo dice Cantone, la legge obiettivo. Un sistema, io no? lo ripeto sempre, nel caso dello scandalo del Mose, che non è un sistema messo a punto all'interno della Regione Veneto, no, ma parte da lontano, certo. la concessione unica, l'assegnatario unico, per cui, certo. insomma, che poi di questo però sistema poi faciliti o solletichi sì. così, il pensiero di chi dice vabbè magari ci sono le opportunità per farci un guadagno, questo certo. è un'altra riflessione. Però ci sono anche delle politiche messe in campo invece dalla Regione Veneto, per esempio il project financing, un altro meccanismo. Sono tutti meccanismi questi in cui si è annidato di fatto in qualche modo criminogeni. Perché criminogeni? Perché spostano il controllo all'esterno dalla dimensione pubblica. Il meccanismo, diciamo, più deleterio è quando sfugge il controllo e il controllato in realtà è anche il controllore, si identifica. Però, mi scusi, lo strumento non può diventare l'alibi, lei parlava di questione morale per la disonestà. Ma infatti, secondo me l'alibi di solito che si usa è quello che ci sono state delle persone corrotte. Io dico che non è solo una questione di persone. Quindi il disonesto, lei dice non che è lo solo una questione. può facilitare la disonestà. Ci sono degli strumenti che hanno favorito questo, quindi noi dobbiamo cambiare sistema. Se invece isoliamo la questione a delle persone che sono, come dire, le mele marce, no? E sono solo loro, non abbiamo capito bene, non abbiamo inquadrato bene i sistemi. Quindi secondo lei ci vuole una commissione anticorruzione? Ha in mente Beh, noi chiediamo nel nostro programma, intanto chiediamo per tutte queste grandi opere una moratoria per controllare e per
fermarci un attimo e vedere veramente, quindi una moratoria, quindi una commissione d'inchiesta interna per vedere, chiaramente penso al Mose in particolare, visto che lei lo citava. È già bloccato, comunque, esatto, i fondi sono bloccati. Però bisogna, a questo punto bisogna vedere, cioè utilizziamo, no, questo spazio per vedere se quest'opera e in che modo quest'opera possa essere utilizzata, diciamo rivista in termini di sicurezza del nostro territorio, per ciò che serve, perché se io sono scettica sulla base di un dato oggettivo. Cioè, a prescindere dalle tangenti, è scettica come opera ingegneristica? È un'opera vecchia, ci sono molti pareri, ci sono pareri degli esperti da sempre contraddittori, ci sono anche delle proposte sul cosa fare oggi. Quello che io dico, quello che noi diciamo che serve è andare a verificare. Se i report che il magistrato alle acque doveva redigere sulla sicurezza sono stati scritti invece da quelli che dovevano essere, allora una domanda, come dire, un'esigenza di controllo su quest'opera lo dobbiamo fare. Perché è un'opera anche immensa per evitare rischi, cioè verificare alla luce. Anche perché non solo ci costa, ma ci costerà quest'opera, lo sappiamo, la manutenzione ci costerà. Quindi tornando alla sua domanda, noi pensiamo che bisogna riportare per tutte le grandi opere, penso anche all'alta velocità eccetera, per tutte le grandi opere noi dobbiamo riportare la decisione in seno alla dimensione pubblica, perché è quella che è controllata dai cittadini, e dobbiamo riportare la decisione anche in una dimensione di partecipazione con i cittadini e con le comunità locali. Qualche giorno fa ero a Vicenza ed ero a Vicenza con i piccoli industriali, si discuteva sull'utilità anche di questi, cioè noi dobbiamo interrogarci insieme alle comunità locali, in una visione di insieme, di ciò che serve veramente per il nostro territorio e di ciò che invece magari serve a pochi per guadagnare. Allora, questo significa anche pensare al lavoro sostenibile, no? Che si sta diffondendo in alcuni paesi anche del Sud America, e noi non lo applichiamo secondo lei? Oggi no. Oggi no, non c'è purtroppo. Penso per esempio alla TAV a Verona, dove deve passare. La TAV a Verona passerà attraverso dei vigneti di eccellenza. Però come possiamo pensare questa cosa? Poi ci insegnano che ormai la TAV, però tanti comitati del no alla fine bloccano le opere, allora decidere se vogliamo le grandi opere o seppure rinunciamo a queste opere e vivere in una dimensione. Bisogna vedere cosa serve, perché bisogna fare un calcolo, no? Su ciò che serve veramente. Mi insegna la Francia in questo momento, che è stata la patria dell'alta velocità prima di noi, ma mi insegna che loro stanno rivedendo questa politica. Allora, noi che arriviamo in ritardo, guarda caso, adesso concepiamo delle opere con dei costi elevatissimi da noi, tra l'altro anche rispetto agli altri paesi europei, ma concepiamo delle opere che per certi versi non servono più o non servono nel modo, diciamo, per l'utilità, la domanda dei nostri territori. Se l'investimento che io faccio sulle ferrovie dello Stato, l'investimento più ingente riguarda un 5-6% degli utenti e l'altro 94-95% degli utenti, va un 37% dei miei investimenti, si capisce che c'è... Lei sta pensando ai pendolari? Certo, sto pensando al trasporto pubblico. E l'idea proprio di questi giorni il biglietto unico, la riconferma del contratto a Trenitalia, lei pensa di proseguire, qualora diventasse Presidente della Regione Veneto, o di cambiare fornitore, di prendere in considerazione anche nuovi fornitori che magari possono essere più competitivi e offrire un servizio migliore ai pendolari? È certo che noi dobbiamo agire lì, dobbiamo agire su un servizio, perché ci sono territori che non sono davvero serviti. Abbiamo un sistema ferroviario per i pendolari, cioè sulla quotidianità, che è davvero precario in molte aree del Veneto. Ed è lì peraltro che è, come dire, l'emergenza, no? L'utilizzo. Questo sia per quello che serve alla popolazione, ai cittadini, e anche se io penso alla sostenibilità del mio territorio, fornire un servizio di trasporto pubblico efficace, efficiente e di qualità significa anche
diminuire naturalmente il traffico su pneumatico, il traffico su strada, no? E quindi significa diminuire l'inquinamento e quindi significa innescare una logica virtuosa all'interno del nostro territorio. Vede per Porto Marghera possibilità, allora adesso faccio delle interconnessioni di sviluppo in questo senso. Come vede l'inaugurazione di questo padiglione Expo Venice che al di là dei 6 mesi, un prodotto tutto privato ma dato in concessione per i prossimi 12 anni, tra 6 mesi c'è uno spazio per Venezia, il Veneto e come si può... Bisogna vedere per cosa, perché se come ho letto, ma non ho ben capito perché non è chiaro dalle dichiarazioni che sono state fatte, se come ho letto l'idea è ancora una volta di ipotizzare una dimensione commerciale, un'area commerciale, la cosa mi spaventa e mi inquieta, perché conosco abbastanza bene, diciamo, il territorio di Mestre ed è soffocato da centri commerciali. Iniziano anche a esserci degli esuberi. Iniziano, tra l'altro, è di pochi giorni fa, no, la notizia di esuberi, e poi dopo si parla di sicurezza, no? Questi centri commerciali che soffocano i centri urbani hanno depauperato e impoverito i centri urbani sistematicamente perché hanno creato una desertificazione del piccolo commercio. E non si riferisce soltanto al centro di Mestre? No, questo è un meccanismo esattamente che torniamo tra un paio di minuti, sempre ancora con Laura Di Lucia Coletti. A tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio con noi Laura Di Lucia Coletti, candidato alla presidenza della Regione Veneto, l'altro Veneto ora possiamo. Insomma, abbiamo capito un po' per quanto riguarda le grandi opere, quindi verifica del funzionamento del MOSE, e attenzione anche sulle altre grandi opere che cambiano i meccanismi, più attenzione alle piccole opere, alla manutenzione, cercare anche di rispondere ai bisogni dei pendolari, ma per l'occupazione che cosa più aiuto alle imprese? Veneto Sviluppo è la società, l'agenzia che dà una mano allo sviluppo economico delle imprese. Come combattere la disoccupazione? Prima era un po' scettica verso il Jobs Act, che cosa potrebbe fare la Regione? Beh, intanto ci sono alcune cose che riguardano un fenomeno che ha toccato anche il nostro territorio, come la delocalizzazione delle imprese. Noi dobbiamo agire lì. Dobbiamo riportare le nostre imprese nel nostro territorio e favorire le imprese che stanno nei nostri territori e poi innescare un meccanismo virtuoso laddove bisogna lavorare di più, perché è questo che ha penalizzato in buona parte anche la nostra piccola impresa. Ricordiamo che il Veneto è dominato da una dimensione più di piccola impresa che di grande impresa. Quello che ha soffocato o comunque ha toccato pesantemente in questi anni è stato la mancanza di investimenti nella ricerca, quindi l'innovazione anche tecnologica, la possibilità di investimenti. È importante, adesso io uso un elemento che gli altri candidati evidenziano: noi paghiamo troppe tasse che finiscono tutte a Roma, il famoso federalismo fiscale, dovrebbero rimanere delle risorse nel territorio, che non vuol dire, e quindi anche cosa ne pensa del Veneto a statuto autonomo, suppongo. Beh, noi siamo per un rafforzamento delle autonomie locali, anche perché è nella dimensione locale che si favorisce un maggiore controllo anche delle risorse e nel rafforzamento delle autonomie locali tu puoi rafforzare anche la possibilità di partecipazione da parte delle comunità locali a ciò che si fa, quindi alla dimensione decisionale della decisione. Quindi siamo assolutamente favorevoli all'autonomia, non alla separazione chiaramente, no, in una anche visione di un federalismo in chiave moderna e in chiave anche di come possiamo vivere il nostro essere nell'Europa, perché la dimensione locale e la dimensione globale e la dimensione europea sono due dimensioni che viaggiano insieme. Un rafforzamento di un'autonomia locale è un rafforzamento che può interagire con la dimensione europea, che è necessaria. Moltissime politiche dipendono da lì. A proposito appunto di queste politiche che dipendono dall'Europa, per favorire il lavoro, l'occupazione,
maggiore utilizzo dei fondi europei, defiscalizzazione, sono due strade che si possono, incentivi che si possono percorrere? Bisogna percorrerle, assolutamente, bisogna percorrerle anche lì, con la conoscenza, perché in molti casi non abbiamo utilizzato a fondo questi fondi europei, scusi il bisticcio, proprio per una mancanza, diciamo, nella formazione anche di chi, no, deve operare anche tecnicamente. Insomma, che qualche soldo è rimasto in Europa. In molti casi sì, proprio anche nella formazione, no? Proprio anche nella formazione. Ed è lì che dobbiamo agire, perché per aiutare anche la piccola impresa noi possiamo attivare, no, proprio quei fondi per creare una maggiore sinergia tra i centri di ricerca, anche le eccellenze che abbiamo nella ricerca, e i centri di formazione e la piccola impresa. È quello che ci chiedono anche molti imprenditori, peraltro, molti nostri imprenditori che hanno continuato a lavorare nei nostri territori e che sfidano, diciamo, con coraggio, perché c'è una dimensione di coraggio, di etica del lavoro che abbraccia, no, tutti i vari settori e tutte le dimensioni del lavoro. Quindi noi è lì che dobbiamo agire con grande forza. Immagini ci sono, ma serve anche un'interazione con la dimensione europea, la dimensione decisionale, no, europea, dove alla fine si prendono decisioni e dobbiamo finirla di invece recepire esclusivamente imposizioni di carattere no, soltanto finanziario e di contability dall'Europa. Dobbiamo portare la politica anche lì. Lei usa spesso il termine contability. Calcolo ragionieristico. Assolutamente. Ha in mente un calcolo ragionieristico Fiscal compact. Ridimensionamento della macchina burocratica della regione, vitalizi, oppure insomma, certo, accorpamento delle USL, e quindi entriamo anche nell'ambito della sanità, certo, perché è un altro tema molto, molto sentito, certo, dato che il bilancio della sanità in Veneto è l'80%. Sì. Allora volevo sapere le sue proposte in questi due ambiti, come sfalciare la spesa pubblica, certo, a Palazzo Balbi, a Palazzo Ferrofini, e come invece intervenire nella sanità per le liste d'attesa, insomma, si ha delle idee, dei progetti. Beh, i vitalizi ritengo che siano una contraddizione, però diciamo, per non dire, però quelli ci hanno già provveduto, per cui mi sembra, insomma, ridurre lo stipendio ai consiglieri regionali. Beh, secondo me bisogna agire anche lì. La nostra proposta è anche molto semplice. Per esempio, perché non guardiamo ad una media europea delle indennità? Questo vale per l'indennità della regione, ma vale anche per l'indennità dei parlamentari. Perché non andiamo a agganciare le indennità, no, del ceto politico, no, e di funzione alla media europea, che è più bassa di quella italiana, e in contraddizione, ed è in contraddizione con invece gli stipendi dei lavoratori, che sono più bassi. Cioè abbiamo questa leggera contraddizione. Allora io rivoluzionerei il sistema. Ma c'è un problema, perché non voglio assurgere alla difesa dei politici tout court, ma c'è anche un problema, oltre che di stipendi della classe politica, anche dell'apparato dirigenziale degli enti pubblici. Certo che sì. Allora c'è questa dimensione su cui, che è vero, sono di più quei dirigenti. È il solito bersaglio. La contability mi dice che si potrebbe risparmiare di più tagliando. Assolutamente. Però è vero che non bisogna nemmeno togliere, diciamo, un riequilibrio anche dell'indennità. Io non sono per una dimensione demagogica, diciamo, anche però ci sono un persone che hanno delle sì, responsabilità, insomma, un riequilibrio è necessario delle indennità del ceto politico. E poi, per quanto riguarda la dimensione dirigenziale, ci sono troppi dirigenti nelle macchine amministrative, c'è una sproporzione tra dipendenti e numero di dirigenti gonfiati, e noi sappiamo quanto costano. Quindi società partecipate si potrebbero sì, alcune diciamo si potrebbero anche eliminare, ma in che senso? Una grande riforma della dimensione amministrativa è necessaria in una ripubblicizzazione dei servizi.
Perché? Per due ragioni: per una maggiore efficienza quindi la e una maggiore privatizzazione è trasparenza. stato un fallimento? Beh, davanti ai nostri occhi. Ci è costato di più. Non abbiamo raggiunto quello che ci avevano raccontato, no? Possiamo anche averci creduto in qualche modo, no? La soluzione doveva essere la privatizzazione, che doveva significare maggiore efficienza e riduzione dei costi. Così non è stato, non abbiamo avuto la riduzione anche dei costi, non abbiamo avuto una maggiore efficienza, in compenso abbiamo perso il controllo e quindi la trasparenza. Forse quindi, è stata gestita male la privatizzazione? può anche essere, sicuramente, anzi sicuramente, però è anche vero che noi abbiamo perso la consapevolezza che all'interno della macchina pubblica esistono moltissime competenze che spesso non sfruttiamo a dovere. Io ritengo che le competenze, i valori all'interno della macchina pubblica debbano invece essere utilizzati. Questo vuol dire economia. Devono essere utilizzati, devono essere valorizzati e devono essere messi a sistema in una razionalizzazione di efficienza della macchina pubblica, e sono tutte cose che in realtà si possono fare queste. Si tratta di fare delle scelte, si sono fatte delle scelte negli ultimi anni spesso e volentieri di continue esternalizzazioni dei servizi. Allora, invece i servizi vanno riportati nella macchina pubblica anche per la questione del controllo, se non del risparmio, del controllo e dell'efficienza, che sono già delle cose fondamentali, perché a parità di costo, se ho maggiore trasparenza e maggiore efficienza, quella parità di costo è già una convenienza, non è più parità ma una convenienza. Città metropolitana sarà Venezia, Venezia in rapporto con le altre città del Veneto, nella logica di un Veneto dove sono abolite le province. Sì, anche qui bisognerebbe far chiarezza, in realtà le province non sono state abolite. Sono state modificate, nel senso che i rappresentanti non sono più eletti dai cittadini. Altro piccolo mi lasci, perché oggi è stata una giornata triste per me, triste per molti costituzionalisti, triste per molti cittadini, ahimè il voto di questa legge elettorale che nel combinato disposto, diciamo, implicherà, no, una diminuzione della possibilità di rappresentanza, cioè mette a rischio proprio la rappresentanza da parte dei cittadini, il diritto, diciamo. Secondo lei c'è anche un rischio di un ritorno al centralismo, e quindi al di là delle province anche le regioni nel tempo perderanno la loro funzione? E che funzione dovrebbero avere le regioni come ente locale, visto che lei si candida alla regione, evidentemente crede in questo livello di governo? Sì, ci credo, in una relazione però con la dimensione municipale, che è importante nei nostri territori, cioè va salvaguardata e protetta anche l'autonomia dei nostri comuni. Dicevamo prima le province in realtà non sono state eliminate ma sono state trasformate, no? E eliminando però il controllo da parte dei cittadini. La città metropolitana non è ancora chiaro nella sua definizione. Allora, in un ridisegno, che anche qui bisognerebbe una buona volta farlo, no? E avere chiaro dove si vuole andare, in un ridisegno una regione ha un compito importante, è un compito anche di raccordo, di costruzione di governance insieme alla dimensione municipale, che è quella più vicina poi ai cittadini. Lei condivide il progetto di Regione Nord-Est, perché adesso progressivamente si parla di ridurre le regioni. Certo. Il Nord-Est potrebbe esistere, e visto che il Veneto confina con il Friuli Venezia Giulia, certo, regione a statuto speciale, le certo, province autonome di Trento e Bolzano, potrebbe in qualche modo entrare a far parte di una realtà e quindi potrebbe avere il vantaggio di quell'autonomia che viene rivendicata da più parti? Beh, viviamo una contraddizione effettivamente, il Veneto è soffocato tra due regioni a statuto autonomo, e questo per alcune aree in particolare del Veneto è di grande sofferenza. Penso all'area delle montagne, all'area del Bellunese, alla provincia di Belluno in particolare, che si trova effettivamente ad aver dirimpettai che godono chiaramente di una situazione che li avvantaggia indubitabilmente dal punto di vista fiscale. E quindi un ridisegno anche qui delle autonomie e dell'equilibrio, diciamo, di quest'area è necessario, indubbio. Quindi non esclude la possibilità che ci possa essere un'unica regione del Nord-Est?
Questo lo vedo un po' complicata, devo dire, al momento, però ridisegnare, sì, l'equilibrio tra queste regioni, sì. Sanità. La sanità, c'è anche esatto. l'ospedale di Padova, certo, certo. questo si farà, non si farà, se lei diventasse presidente della Regione Veneto? Darei altre priorità. Ma i padovani hanno bisogno di un ospedale o secondo certo. lei no? Allora, credo che i padovani come i mestrini, come i veronesi, come i vicentini abbiano bisogno di una sanità e di un quindi sistema che garantisca il diritto alla salute. Quello che è messo a rischio, anche se noi viviamo in una situazione sicuramente che non è delle peggiori, però ci sono dei meccanismi che sono stati messi in atto dai governi che si sono susseguiti in questi anni, che sono meccanismi che stanno accelerando un processo che sta mettendo a rischio il diritto alla salute. Penso ai ticket, penso alle lunghe attese, no? Quando si chiede una prestazione, che favoriscono il passaggio alle strutture private piuttosto che alle strutture pubbliche. Però le strutture private si lamentano, perché ci sono quelle convenzionate, ci sono stati dei tagli, anzi lamentano di non essere prese in considerazione nel processo che il nuovo piano sociosanitario di hub and spoke di medicina del territorio. Loro rappresentano già dei presidi esistenti, anziché costruirne ex novo potrebbero essere chiamati in campo. Lei è assolutamente contraria a qualsiasi tipo di interazione della sanità privata o si potrebbe pensare ad un coinvolgimento? Bisogna pensare a una relazione e un coinvolgimento, anche qui, in che modo? Quello che è prioritario è costruire un sistema, diciamo, una rete di poliambulatori nel territorio ramificata, perché è questo di cui abbiamo bisogno. E con una veramente apertura costante nell'arco della giornata, di 24 ore, di 7 giorni su 7. L'ospedale di emergency di Marghera testimonia il fatto che c'è una domanda in tal senso, lo frequentano, era stato pensato per i migranti, in realtà è frequentato dai cittadini. Sì, in realtà quando uno... sì. Quindi vuol dire che cosa? Vuol dire è capitato anche a me personalmente di vuol dire che bussare e dire non sono ho la tessera sanitaria ma esatto. non so dove andare esatto. E umanamente quindi mi hanno... Vuol dire che il nostro sistema ha dei buchi, no? Ha dei buchi. Si è privilegiato la costruzione di grandi ospedali in project financing, grandi macchine peraltro idrovore di risorse, piuttosto che pensare di potenziare, oppure si pensa di tagliare, di chiudere alcuni siti ospedalieri, piuttosto che invece di potenziare e costruire proprio quella rete che è la risposta dei bisogni dei cittadini. Però i grandi ospedali sono quelli questo che non toglie le eccellenze, questo non toglie le eccellenze, allora, questo non toglie le eccellenze, però c'è la necessità di una rete tra queste due. Anche il piano sociosanitario esatto. lo evidenzia, anche anzi se è stato deliberato. Anche se quel patto lei sa che ha ricevuto dei tagli progressivi, no? Cioè da luglio ad agosto, a settembre siamo arrivati a dei tagli. Però i tagli dicono che arrivano da Roma? Sì, sono i tagli da Roma che sono stati seglati, concordati con la Regione Veneto. Io torno all'ospedale di Padova perché è una questione insomma, che poi alla fine il potere decisionale spetta alla Regione. Lei citava Venezia, citava Mestre, citava Padova, citava Verona, citava Vicenza, tutte realtà e province che hanno avuto dei nuovi ospedali o comunque la ristrutturazione di quelli esistenti. Padova si ritrova a fare questa scelta necessaria che è stata già bocciata perché è costosissimo, visto che comunque è anche azienda ospedaliera. Esatto. Un ospedale di Padova in un sito che venga definito dalla Regione entro quali tempi? Cioè ha preso in considerazione che dovrà fare i conti con questa realtà? Io penso che bisogna fare i conti con quello che si è sperimentato e non replicare la stessa cosa. E penso all'ospedale dell'Angelo che sta creando notevoli problemi anche al bilancio della sanità regionale, perché quell'ospedale ci sta costando ai cittadini, proprio per quel meccanismo non virtuoso ma vizioso che l'ha generato. Allora l'idea di costruire dei grandi ospedali come macchine poi per affari, di business, è questa che è l'idea sbagliata. Ma forse è superata dopo tutto quello che abbiamo visto? Speriamo, allora noi dobbiamo difenderci da quell'idea e quindi
dobbiamo ripartire proprio da commisurare ciò che serve ad un territorio e andare a costruire ciò che veramente serve. Noi abbiamo ospedali, allora prima andiamo a potenziare gli ospedali che abbiamo, prima andiamo a curare le eccellenze che abbiamo e poi andiamo a vedere se è il caso di fare business nuovamente. Quindi se non ho capito male, all'origine del suo programma non ci sono dei punti fissi, ma una discussione, una riorganizzazione, un'analisi a sistema un po' di tutte le problematiche che in tutti gli ambiti. Sono dei punti fissi. No, certo, è un metodo però, è un metodo. Esatto, perché noi crediamo che la vera novità, il vero cambiamento sia nel cambiamento di prassi e di metodo. Io ringrazio Laura Di Lucia Coletti, candidata alla presidenza della Regione Veneto, l'Altro Veneto. Ora ringrazio voi per averci seguito questa mattina, torniamo domani mattina, arrivederci. Buongiorno, grazie.